Per quello che riguarda invece il pronostico dell'equipaggio vincitore, il pronostico si riferiva e si riferisce all'equipaggio che ha totalizzato meno penalità, a prescindere dalla vincita di una classe o dall'altra. Io partirei dalla classe post 50 per citare innanzitutto l'equipaggio che non si è classificato per guai meccanici. Abbiamo già fatto un grosso applauso a Dinelli, gliene facciamo un altro. Oddio, sono dei piccoli pensieri, accettateli per quello che sono, però sono fatti in oro zecchino. Il pensiero. Tredicesimo posto assoluto. Con 662 penalità. Preghiamo di venire a ritirare il pensiero. L'equipaggio Ibba Tatti. Abbiamo fatto cambio con il sorvesto. 12° posto assoluto. È un equipaggio che noi ricordiamo, almeno chi ha vissuto la vita associativa in pieno. Ultimo a 100 nella notte. È proprio perché ultimo aveva vinto un premio. Mi riferisco all'equipaggio Belfiori Randaccio. Batti manine, 11° posto assoluto. Ha affrontato la gara da ieri sera con estrema naturalezza, quasi con nonchalance. La sua è stata una partecipazione alla manifestazione in maniera assolutamente, oserei dire, antisportiva per quello che poteva essere. Mi riferisco a qualcuno che ha già capito. Però era comunque una ottima navigatrice. La navigatrice era ottima, però evidentemente chissà, il tipo di autovettura fa sapere che cosa. Mi riferisco a Ottolini Fruschetti. Si accomodi, mister. A te l'onore. Facciamo periodista. Facciamo periodista. Cambio. Ma a me lo scusa, ma vuoi far cambio di ragazzi? Vuoi far cambio di ragazzi? Come sono spazio? Sei tu che mi hai fatto fermare, ma non mi sono fermato. Fermati, sei troppo veloce perché almeno sarei stato piano. Poi ti sei proprio bloccato. C'hai freni troppo potenti. Ora attenzione, è una persona da ammirare, quella che io chiamerò. Da ammirare perché l'appassionato di motocicletta ha una marcia e un gradino di stima. Ma eravamo oltre insegnati. Cannolare! No, scusami, ci siamo fermati dopo il Pietro, mannaggia Pietro. Diciamo che è stata una mia... Crediamo che sia comportato bene? No, sarei stato troppo in anticipo. Le panetà, infatti ho chiesto ad Azzaro, non sarebbero state così, però... Un equipaggio che ha sempre vinto. Tua moglie ha perfettamente ragione, anziché 13 Un equipaggio che ha sempre dato il meglio di se stesso. Ma basta una spina in meno.
passato. Un equipaggio dignitoso, Almeno pieno di dinamismo, di verve. Angela. Chi è? Corda a corda! Da terzi. Eravate seduti tutti e due. Ne hai bisogno. Scusa, ascolto. Non ci sento. Questo ti insegna appunto che non mi piace ancora risponde. E guarda il caso, Non stavo per buon anno. guarda il caso cosa vuole, non lo posso. Equipaggio numero 24, Fazio Madelli. Allora 116 penalità. E il piazzamento è più che onorevole per essere la prima volta. Mi riferisco all'equipaggio Danca Gioia. Ottavo posto assoluto. 101 penalità. Ha avuto qualche piccolo problema con lo stop. Mario Battasi. Settimo posto assoluto. È incostante ascesa. Ha iniziato 2 anni fa dalle ultime posizioni, adesso piano piano sta arrivando piano. E devo dire adesso, parlando seriamente, che è l'equipaggio che ha superato la prima prova, il primo controllario con meno penalità, poi evidentemente nella salita si è un po' infiacchito. È l'equipaggio Letta. È colpa di tuo fratello comunque, La buona in salita! La buona in salita! ero in sovraccarico. Allora, quelli del carbone li ho bruciati. Dio Tonino! Allora, quelli del carbone li ho bruciati. Dio Tonino! Sesto Ammazzala! con piacere che menziono questo cognome perché è una colonna importante per l'associazione. Ha il suo carattere particolare, ma bisogna... Riccardi! È riuscito a fare questo tempo senza avere il cronometro! Non ho visto il cronometro! Va la spia! Classificato, e mi riferisco sempre alla classe 50. Poi hai detto che l'abbiamo azzeccato per fare. Categorico, equipaggio Villoribor.
velocità è Paolo, c'è la nuova. Io quando ho fatto per la senti, come lo vedi? poco gratificante, Vabbè, scusa, dalla papà. Dove hai messo? Ci siamo Non ce l'ho Perché non organizzano qualche cosa, ad esempio a Porto Servo, Questo che si faceva prima la Granado, quella cosa si andava alla mano, domani si andava a mano, questi qua hanno fatto lentamente se tu invece non segui noi abbiamo fatto il fuori, abbiamo fatto 13esima, la vuoi? Che faccia sparo, non vince. Che adesso avete per vinto, no? Adesso me li faccio lui. Lei stava passando da preciso la filologia tedesca, vediamo lo fanno. Ma credo che sia un applauso che una parte di noi gradisce sempre con molto calore. Un grosso applauso alle donne! Ma dove? Allora, adesso le prime 4 posizioni della classe post 50 e le prime 4 posizioni della classe ante 50. Uniche 4 posizioni. Post 50. Quarto assoluto. E comunque per questo equipaggio sicuramente è una grossa soddisfazione. Cerusico Compagnolo. Terzo assoluto. Aspetta che sono Lo ricordiamo vincitore del primo Tour di Fosca, Mancia Scalas. Sono amici, io li voglio vedere.
Siamo alla categoria ante anni 50. Non classificato per noie meccaniche, ma proprio per quello già dato un grosso applauso e un altro ancora adesso, Azzeni Ezu. Quindi lei sono i due giocano in casa. Terzo assoluto. Terzo assoluto. Con 628 penalità. Serra Otti. Il nostro tesoriere. Ritorniamo alla classe post 50. Entriamo nella zona coppe. Coppe in argento australiano. Ciao! Ti saluto! Con basamento in legno intrecciato, una foresta amazzonica è stata disboscata per questo pezzo di legno. Dicitura importante, prima cronoscalata del Monte Ortobene per auto storiche, e anche questo una piccola pietra miliare. Ecco la coppa del secondo classificato, secondo assoluto, equipaggio numero post 50. Basta la potenza! Nella classe ante anni 50. Davvero? Grazie. Nessuno fa gli auguri. Tu un bacino, dove gli altri? No, un augurio per tutto l'augurio che ti 9 penalità. Schetti gara. Io ti ho votato, Primo classificato della classe post 50, vincitore del campionato sociale 93 con 11 penalità, Zutas Ipa. Dove penalità è 11 penalità? Cosa c'è? La telemetria. No che l'ho votato, zitto, che l'ho votato anche. L'ho votato anche tu. Allora tra 50.000 ti vuoi ritirare? Grazie. Devo anche votare, non si che tu più preso. Allora fammi la foto, dai! Siamo al vincitore della classifica per minor numero di penalità in senso assoluto. Equipaggio numero 22, 8 penalità solamente, e il nostro vicepresidente Bruschetti Ogni.
Nei pronostici di ieri sera era stato menzionato e quindi pronosticato l'equipaggio Bruschetti Omnis da due persone, da due equipaggi. Vale a dire, hanno pronosticato la vincita Bruschetti Omnis il numero 39, che è Gerustico Campagnolo, e il numero 36, che è Bruschetti Cana. Quindi siamo bravi tra queste questi due equipaggi sorteggeremo adesso l'equipaggio che parteciperà gratis a Macomè. E siccome sono due gli equipaggi, io propongo di tirare una moneta in aria, uno sceglie la testa, l'altro sceglie la croce. A meno che se lo dividano, se lo possono dividere. No, allora datemi una moneta, datemi una moneta da 100. 10.000 Allora, testa, moneta da 100 lire, testa e croce. Chi vuole la testa? Nessuno ne Signor Nanni, testa o croce? Croce, signor Nanni. Attenzione, dai. Croce, signor Nanni, testa, signor Alessio. Testa! Io posso andare a Insieme delle ore piacevolissime. Devo ringraziare a nome mio personale e anche a nome dell'intero consiglio direttivo tutti voi che avete partecipato e che avete dato la vostra disponibilità affidandovi ciecamente dei guai sui quali poi io spero che nei prossimi mesi ci siano tante numerose occasioni per stare insieme in simpatia, in cordialità e tenendo bene in mente l'esclusivo pensiero che siamo tutti insieme accomunati dalla stessa passione per le auto in moto d'epoca, e attraverso questa passione che possiamo vivere questi momenti, potrei dire anche felici, piovosi, aggiunge il nostro tesoriere. Ecco un augurio finale, di essere sempre più numerosi, di essere sempre più agguerriti anche nelle gare, grintosi, e basta. Un saluto a tutti. Grazie.